Senatore Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato, bentornato. Buongiorno, e con noi qui in studio l'invito. Andrea Patuanelli. Senatore Patuanelli, mi pare di capire... Ma credo che sia gravissimo quello che è successo questa notte, perché quando si mette a rischio la vita di un libero giornalista si tratta di mettere a rischio la tenuta democratica di un paese. Il ruolo dei giornalisti in un paese democratico e libero è assolutamente fondamentale, però io così a caldo mi sento di non dover fare ragionamenti un po' ipocriti. Questo grande oggi unanime senso di sdegno. Sigfrido è da mesi che denuncia il fatto che viene messa in discussione la sua indipendenza, la sua libertà di fare giornalismo all'interno dell'azienda di Stato. Allora, è inutile che il clima d'odio, dei conflitti, cioè non c'entra assolutamente nulla con questo. Non c'entra assolutamente nulla con il fatto che è stata messa in discussione la possibilità per quel giornalista di fare liberamente il suo mestiere all'interno dell'azienda di Stato di questo paese. Ma c'è secondo lei qualcuno che vuole mettere la sordina all'informazione in questo paese? Sigfrido Ranucci è sempre stato un giornalista di inchiesta scomodo per chi governava. Posso citare casi personali di inchieste fatte quando ero ministro, sì, che certamente non facevano sconti a nessuno, né a me né alle altre forze politiche di quel momento e né a quelle di oggi. Ha sempre fatto allo stesso modo verso tutti giornalismo. Dopodiché l'approccio di qualcuno è continuare a garantirgli la possibilità di farlo, qualcuno invece ritiene che debba essere allontanato dalla RAI perché fa questo tipo di servizi. Questa è la realtà delle cose. Dopodiché possiamo girarci attorno. Sono convinto del fatto che nessuno possa essere, come posso dire, contento di quello che è accaduto questa notte e che la solidarietà di tutti sia in buona fede, però bisognerebbe anche togliere un pezzetto di ipocrisia da certi ragionamenti. Non mi pare che ci sia tutta questa volontà di censurarlo da parte della RAI di destra. A me sembra di sì, però voglio dire, è da più di un mese che assistiamo a un'accusa surreale del centrodestra. Sono anni. No, non sto parlando di Ranucci, sto parlando dell'accusa che da più di un mese il governo, dalla Presidente del Consiglio a tutte le forze politiche che lo sostengono, danno la colpa alla sinistra delle violenze in piazza, ok? Danno colpa alla sinistra delle violenze in piazza, cosa che è assolutamente inconcepibile, ma compreso ieri il post di Giorgia Meloni sulle parole di Landini che dice la sinistra quando non ha argomenti dà a una donna della prostituta. Non è la sinistra, è una persona, c'è una responsabilità soggettiva che non può essere estesa, perché questo è il ragionamento che poi porta a chiunque che si sente autorizzato a fare qualsiasi cosa, perché tanto siamo tutti in un calderone. Le responsabilità delle parole sono di chi lo dice. Magari adesso allarghiamo il discorso a questo. Io ravviso una cosa, non so se poi voleva replicare, cioè mi riferisco in questo momento soprattutto agli esponenti politici, no? Poi le responsabilità sono di tutti, cioè continui richiami ad abbassare i toni, a moderare i toni, ma negli stessi richiami poi c'è l'attacco alla parte avversa, cioè qui ci dobbiamo capire che vuol dire abbassare i toni. Tutti lo devono fare. No, esattamente, ha fatto un quadro perfetto che vale per tutte le forze politiche, per sinistra, destra, centro. Abbassare i toni significa anche parlare di problemi concreti del paese, questa è una delle prime cose, e non soltanto dello scontro, della contrapposizione, eccetera. Cercare, la politica deve trovare soluzioni, no? Non soltanto evidenziare i problemi. E credo che anche negli appelli ad abbassare i toni poi alla fine c'è sempre l'accusa all'altro che li sta alzando, e nessuno che dice sì, avete ragione, ho sbagliato, ho alzato troppo i toni. Cioè qualche volta dovrebbe anche succedere questo. No, altro non ho da replicare, nel senso ognuno di noi ha detto, è una discussione, voglio dire, al di là delle repliche. No, Patuanelli, voglio sentire, immagino una parte della sua replica, ricordando le parole dell'altro giorno di una nettezza, di una chiarezza, diciamo, cristallina di Trump nel suo discorso al Parlamento israeliano, dove lui ha detto: la pace si garantisce con la forza delle armi. Questo ha detto, diciamo, non c'è dubbio che almeno questo l'abbia detto senza diciamo ambiguità, no? Il presidente americano.
Ha riscoperto Sun Tzu. L'ha detto, il fatto che l'abbia detto non significa che, no, sia lo citavo vero, come elemento di discussione. nel senso che la storia del nostro mondo, dove ci sono in questo momento 54 conflitti in corso, credo, non sta dimostrando che più armi si fanno, più pace c'è, dato che non mi sembra che abbiamo periodi di pace, e mi sembra che le guerre sono sempre state un elemento costante, quelle più note, quelle meno note del nostro mondo. Io comincio con un sì, visto che qualcuno dice che è facile dire solo dei no. Noi siamo assolutamente certi e favorevoli alla difesa comune europea. Noi ci auguriamo che l'Europa abbia finalmente un ministro degli esteri europeo e che quindi conseguentemente ci possa essere un ministro della difesa europeo e che abbia un esercito europeo, e la strada è questa. Ciò non significa impegnare le spese degli stati membri, come oggi viene fatto, in armamenti e anche in spese di ricerca. La ricerca e le spese di ricerca in campo militare hanno una caratteristica di essere, posso dire, di favorire la crescita economica, mentre sono assolutamente improduttive le spese per armi. Questo non lo dico io, non lo dice la mia forza politica, lo dicono tutti gli auditi da Banca d'Italia, da tutti gli auditi in Commissione Bilancio quando abbiamo parlato di questo tema. Quindi la spesa per armi non è una spesa però lì è una spesa mista, no? Quando si parla di spese per la difesa. Ma la percentuale è che il 90% armi e il 10% ricerca, quindi il 10% è una spesa produttiva, l'altro è una spesa improduttiva. Peraltro ricordo che l'Europa oggi, cioè 2024, ultimo dato disponibile, ha speso il 58% in più della Russia in armi, in spese militari, in spese di difesa. Quindi il problema non è la quantità di soldi, il problema è come li spendi, e secondo noi impostare il progetto di riarmo europeo semplicemente consentendo agli Stati membri di investire nei singoli paesi in più armi e più difesa è un errore colossale, perché si va esattamente nella direzione opposta da ciò che servirebbe, ossia da un esercito comune europeo, da una difesa comune europea e da una politica estera comune europea. Questa è la realtà delle cose, ed è per questo che noi facciamo la battaglia sulla questione delle spese, perché lo dicevamo prima, no? Oggi le guerre sono guerre ibride, gli strumenti anche offensivi hanno un valore economico decisamente inferiore di un tempo, perché i droni costano niente rispetto a un aereo o a un missile, e quindi solo la corsa a spendere mi sembra davvero una follia. Padoarelli, è un primo passo, no? Perché voi chiedete sempre, avete chiesto la tassa sugli extraprofitti cosiddetti. Noi abbiamo sempre chiesto che il sistema bancario, che in questi ultimi quantomeno 2 anni, ma direi forse 3, ha beneficiato nei suoi bilanci di un sistema di tassi di interesse bassi quando i soldi sono sul conto corrente della banca, alti quando la banca presta i soldi a imprese e ai cittadini. Ecco, che desse un contributo, la forma poi può essere di tanti, però doveva esserci. In realtà ho la sensazione, però dobbiamo vedere le norme scritte. Scusi, aggiungo una notizia per il nostro pubblico. Oggi c'è il Consiglio dei Ministri e pare che sarà il vice ministro Leo all'economia a illustrare nel dettaglio le misure delle banche. Ho la sensazione che abbiano messo assieme i due errori fatti, le scelte delle 2 volte precedenti in cui hanno toccato il sistema bancario. Agosto 2023 con l'imposta del 40% che però poteva non essere pagata nel caso di messa a riserva e non distribuzione degli utili, e quella misura ha dato gettito zero, perché tutte le banche hanno semplicemente messo a riserva quegli importi. E poi il prestito dell'anno scorso, perché di questo si tratta, no? Cioè differire l'utilizzo di crediti d'imposta da parte delle banche significa farsi prestare soldi dalle banche che quei crediti li utilizzeranno negli anni successivi, quindi è di fatto un prestito. Allora questa cosa, e termino su questo, ma poi vorrei dire 2 cose anche sulla manovra. Questa cosa porta intanto un'incertezza enorme sul finanziamento, perché 2 miliardi e 800 milioni legati al passaggio dal 40 al 27,5% della tassa che si paga se si distribuiscono gli utili è volontario, e quindi come non l'hanno fatto nel 2023, il sistema bancario potrebbe non farlo oggi, e ci troveremo con un buco di 2 miliardi e 8 su 18 di manovra.
Per quanto riguarda la manovra nel suo complesso, io potrei parlare per molto tempo, minuti, ma dico soltanto mi dia un titolo. Il titolo è questo: prima volta nella storia della Repubblica Italiana in cui tendenziale e programmatico in ordine alla crescita coincidono. Questo significa che è il governo che ci sta dicendo che la manovra non serve a niente sul fronte della crescita. Perché cosa sono tendenziale e programmatico? Tendenziale è: se non facciamo la legge di bilancio a legislazione vigente, che cosa succede? Succede che la crescita è 0,7. Se facciamo la legge di bilancio, quanto della crescita attesa? 0,7. Effetto della manovra zero. Allora posso chiedere un flash a Patuanelli: ma che succede nel Movimento 5 Stelle? L'Appendino dice basta, non so, quello che abbiamo capito, questa alleanza col PD ci sta danneggiando, che succede? Penso che sia assolutamente normale, dopo tornate elettorali regionali, confrontarsi sui risultati. Qualcuno sostiene che ci debba essere una maggiore radicalizzazione delle posizioni politiche e differenziazione rispetto al Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra. Qualcun altro dice che è il contrario, che è il Partito Democratico che è troppo schiacciato e appiattito sul Movimento 5 Stelle. Credo che la nostra difficoltà territoriale ci sia, ma per il radicamento territoriale non è una gara dei 100 metri, è una maratona che abbiamo iniziato a correre e che credo che nel tempo porterà a risultati. Per il resto è la comunità del Movimento 5 Stelle che ha deciso dove collocarci politicamente un anno fa. Siamo nel campo progressista e lì stiamo da indipendenti.